Allora, buonasera a tutti. Eccoci a questo video sperimentale, questa lezione sperimentale di lezione di lingua napoletana al tempo del coronavirus. Statevi a casa, quindi state a casa e rilassatevi con questa lezione, chiamiamola lezione. In questi giorni, come leggete, sui social network sta girando un simpatico decalogo delle regole anti-contagio da coronavirus che qualcuno ha tradotto in lingua napoletana. Diciamo tradotto, ma vediamo come sono state scritte, l'ortografia che è stata usata e proviamo a riscriverle nel modo migliore. Innanzitutto diciamo che quello che è stato scritto, ecco qua, analizziamo singolarmente le 10 raccomandazioni, sono le 10 regole che bisognerebbe rispettare. Passiamo alla prima, ecco qua, questo è come è stato scritto in originale, vedete gli assembramenti, la prima regola. Proviamo a leggerla così come è stata scritta. Agent, miez a via, un vicino a nat, non si può fa, statev, rind e cas vostre. Allora, come vedete, in blu è scritto il testo in originale, in rosso io ho marcato quelli che sono gli errori, diciamo. Gli errori li possiamo classificare in 3 categorie, ovvero errori, quasi errori, diciamo, sono quelle cose discutibili, poi ci sono i veri e propri errori, quindi omissioni o aggiunte di cose inutili, e poi ci sono veramente quelli tremendi, gli orrori ortografici e grammaticali. Allora, in questo caso andiamo ad analizzare la frase. A, vedete, A, articolo la, è scritto in modo corretto perché vediamo il segnetto che precede la A, che è la feresi, e quindi in quel caso è giusto. Quindi agent, segnato in rosso dopo la T, vedete perché manca la finale. Allora ricordiamo che in lingua napoletana le finali si scrivono sempre ma non si pronunciano, quindi sono evanescenti, atone, va bene? Quindi in quel caso manca la vocale finale. Miez, giusta il raddoppio della M, miez a via. Vedete la A l'ho contrassegnata come un errore, perché in questo caso sarebbe una preposizione articolata in mezzo alla via, giusto? Non è in mezzo a via, è alla via. E andiamo a vedere poi dopo come si scrive un vicino, un, ovviamente in napoletano è sbagliato, è un, quindi sentite dopo la N c'è un suono appena accennato, quindi necessita di una vocale finale. Vicin manca la finale, che poi non si capisce per come è stato scritto, perché io vedo un segno prima della A, quindi posso immaginare che sia un'elisione di vicin, quindi è stata tolta la O finale. A nat, stesso discorso, at, vedete, manca la finale. Non si può fa, vediamo perché sono contrassegnati come errori dopo. Statv, anche qui manca la finale. Rint, scritto con la R, ci può stare, ma è preferibile sempre scrivere la D. E cas, vedete, ecco qua un altro errore. E scritto così è una congiunzione, è la E-congiunzione perché non ha nessun segno. Invece in questo caso è la preposizione, giusto? Statevi dentro alle case vostre. Quindi è una preposizione e necessita di un segno che è il circonflesso e dopo vedremo. E cas, quindi la C è anche un errore in questo caso perché plurale femminile, lo sentiamo nella fonetica, richiede il raddoppio della C della vocale, il cosiddetto rafforzamento consonantico, manca la vocale finale anche in questo caso, e poi vostre è scritto praticamente come si scrive in italiano, invece in napoletano vediamo che si scrive in questo modo. Ecco qui. Ecco qui, allora, vedete, agent, innanzitutto c'è un rafforzamento consonantico della G, perché ricordiamo che in napoletano il suono G e G
raddoppia quasi sempre nella fonetica e quindi anche nella grafia. Miez A, eccolo qua, vedete? La A, sulla A è stato posto un segno circonflesso, l'accento circonflesso. Perché questo? Perché abbiamo detto è preposizione articolata, quindi sarebbe in mezzo a la via, che in napoletano sarebbe in mezzo a via. Per non ripetere due volte la A, quindi fondiamo il suono A in un unico suono per rendere più scorrevole anche la lingua e contrassegniamo col segno circonflesso. Vedete, ecco qui il famoso suono appena accennato. Un necessita della vocale, vicino la vocale anche qui, a nat la vocale, non si può fa. Vedete, quindi mettiamo un accento sulla po e mettiamo una apocope, mettiamo a fa perché è un infinito monovocalico e quindi richiede il segno alla destra. Stata v, anche qui mancava la vocale finale e dint, quindi rint la R la trasformiamo in D e casa, ecco qui un'altra preposizione articolata, dentro alle case vostre, vedete a e casa sarebbe, a e lo facciamo diventare e casa, quindi col raddoppio della C, plurale femminile abbiamo detto, dentro alle case vost, senza la R dell'italiano, dinte casa vost, chiaro? Secondo punto, stare in casa, seconda regola, ciunca a nu sulu piz a casa vostra. Allora, qui ci sono meno errori, vedete, hanno messo ciunca a, vedete, hanno messo un segno, una feresi prima dell'A che non ha senso, perché in questo caso ciunca a ad un solo pizzo significa tutt'altra cosa, a casa vostra. Stesso errore di prima. Andiamo a vedere come si scrive in napoletano. Ecco qua. Ciunca a unu piz, giusto? Unu solo piz. O anche nu solo piz. Forse qui, ecco, non ci andrebbe quella U iniziale. Andava bene nu solo piz. A casa vostra. Ecco qui, un'altra volta si ripete il circonflesso perché è preposizione alla casa vostra, quindi è dentro la casa vostra, a casa vostra. Terzo punto, approvvigionamenti garantiti. C'era scritto nel messaggio, nelle regole in originale, non v murit e fam a murtadella ci sta mo riman e pur dop riman. Io lo leggo così. Ovviamente, vedete in rosso gli errori, si ripete ancora una volta il troncamento della vocale finale, cosa che non va bene perché in napoletano va sempre scritta, abbiamo detto. Andiamo a vedere come va scritto in modo corretto. Allora, nun v murit, eccola qua, la E finale, e vedete la E scritta sopra è una E congiunzione, quindi non si capisce. Invece la E preposizione si mette una feresi all'inizio, quindi un segnetto di fame, quindi è la D dell'italiano. Quindi e fam. A Murtadella, anche qui c'è un errore proprio dell'articolo, questo è un errore un po' più grave perché l'articolo va messo la feresi, la mortadella sarebbe, quindi perdita della L viene sostituita dalla feresi, dal apostrofo. A Murtadella con la T, direi in italiano, si può anche dire con la D, quindi può passare sia con la D che con la T, però napoletanizzato a Murtadella con la T. C'è sta mo non richiede alcun segno, diman, vedete, diman, sopra l'hanno scritto con la R, riman, io lo leggo sopra, sotto lo leggo diman, e pure, eccola qui la congiunzione, vedete? Questa è la congiunzione, e pure, e infatti vediamo che abbiamo una doppia P, perché nella fonetica, nel suono, abbiamo il raddoppio della P, e pure, va bene? Perché non vi sto a spiegare tutta l'evoluzione dal latino, et sarebbe la congiunzione et, la perdita di quella T provoca il rafforzamento della consonante che segue.
eppure dopo la O finale che mancava, dimane un'altra volta il rimane, che poi non ho capito perché nel primo rimane sopra ha troncato la E, nel secondo invece ce l'ha scritta, vedete? Ecco qua. Quindi senza una regola prestabilita, quindi così come veniva in mente di fare. Passiamo al quarto, terapia intensiva. La frase originale, errore gravissimo qui, guardate. Allora, qui cosa intende secondo voi? L'articolo l'ospedale oppure all'ospedale? Secondo me voleva dire all'ospedale, no? Dentro un letto con un tubo alla gola. Quindi in questo caso, se intende all'ospedale, quindi abbiamo una preposizione articolata e quel segno posto alla destra della O non ha alcun senso. Int ha un'altra volta lo stesso errore di prima, nulliet senza la finale, Q è stata posta poi questo accento tra Q e Nu che non si riesce a capire bene cosa voglia intendere, se fa parte della Q oppure è una feresi di Nu, non si sa, comunque. Tubo, vedete scritto all'italiana, quindi con una B, e poi c'è questo ngan che non si capisce perché c'è un AN con un accento che sarà un, non so, una feresi, ngan, così senza finale, senza niente. E poi è verbo, afin, quindi la fine immaginiamo che sia, quindi se è articolo manca la feresi alla A, fine non ha la finale, che facit, si non facit e brav. Si legge così, terribile. Guardate quanti errori ci sono in questa frase. Andiamo a vedere in lingua napoletana. Allora, io ho premesso che intendevo ospitale, all'ospedale, quindi vedete allo, A-O sarebbe in napoletano, uniamo i suoni delle due vocali e diventa ospitale col circonflesso sopra, vedete? All'ospedale, ospitale, int anuliet, cunutub, ngan, quindi la finale ce l'ho messa, e a fine, vedete la A sarebbe l'articolo femminile, la perdita della L e la L viene sostituita dalla feresi, quindi da quel segno. A fine, quindi con la E finale che ci vuole, che facit, si non facit e brava. Sentite quella B come forte nella pronuncia. E brava. Quindi c'è un rafforzamento consonantico della B che qualcuno mette, altri non lo mettono, non è questo il problema, però quello che è grave è che alla preposizione non fate all'articolo, chiedo scusa, femminile, a maschile, no? Se non facete i bravi, vedete, mancava la feresi. Vedete? Quindi era scritto un'altra volta come una E congiunzione. Il quinto punto invece dice zona protetta. La frase in questo caso di errori non ne rilevo se non quel raddoppio della N di nun, della negazione non, dell'italiano non, che in questo caso non la vedo proprio necessaria e quindi la frase sarebbe ecco, forse in questo caso laddove era necessario creare un troncamento, vedete, perché abbiamo due vocali uguali contigue, forse in quel caso era necessario, l'unico momento in cui era necessario non è stato fatto. Quindi nuns tras e nun, vedete in questo caso il raddoppio della N è dovuto alla E congiunzione per lo stesso discorso che ho fatto prima e non si esce. Vabbè, qui diciamo che può passare. Punto 6. Letalità e mortalità. I medici le distinguono, ma a voi basti sapere che v facit a cartel. Io lo leggo così, v facit a cartel. E vedete che anche qui ci sono un po' di errori, uno grave, andiamo a vedere, v, io non dico v, dico v,
dopo la V c'è un suono appena appena accennato, si dice evanescente, e quella è quella vocale che va assolutamente posta. V facit, vedete? Facit, anche dopo la T qui c'è un suono appena appena accennato, che vuol dire che va posta la vocale. Se no sopra lo leggo V facit. Va bene? È vero che bisogna vedere dove cade, dove viene posto l'accento. In questo caso è stato scritto senza mettere gli accenti, però la vocale va messa. Facit, poi c'è quel segno in mezzo a facit A. Si presume che sia il troncamento, l'elisione di facit, oppure la feresi la feresi dell'articolo femminile. Boh, vabbè, comunque l'abbiamo messo articolo femminile, vedete, A, la, perde la L, a cartel, cartel, anche in questo caso la vocale finale è necessaria. Settimo punto, portatore sano. Allora, qui è scritto così, tiene U, anche in questo caso, guardate che errore, la O col segno posto a destra è qualcosa che è inammissibile, o virus. Allora, virus è stata scritta così come lo possiamo scrivere in italiano, vedremo che in napoletano sarà diverso, ma nun u sai e si nunt stai ind a casa toia, a misc a tut quant. Pure a mano sembra di parlare come Sisi, ve la ricordate? Quindi qua in questo caso è veramente tutto errato. Passiamo direttamente, andiamo a vedere come si scrive in modo corretto. Ovviamente mancano tutte le vocali finali, vedete? Ecco qua, come si scrive in modo corretto. Allora, tiene, un'altra volta la vocale finale, o virus, ecco qua. Quindi si mette il segno, si viene posto prima, ma non è che viene posto prima perché tanto non è importante se lo mettiamo prima o dopo, perché c'ha tutta una sua evoluzione dal latino che non vi sto qui a spiegare, magari lo vedremo in una prossima lezione. O virus, vedete? Perché in napoletano non diciamo o virus, o virus, giusto? Ecco, quindi questo qua è un effetto fonetico che si chiama paragoge, fonetico e grafico pure, perché vedete, in napoletano non ci sono parole che terminano per una consonante, ma vanno sempre accompagnato con un suono dolce, proprio che le addolcisce. In questo caso o virus, ma potrebbe essere anche gratis, che si scrive gratisse, o tram, si scrive o tramme, o gas, si scrive o gasso, o gasse, va bene? Quindi sono suoni che accompagnano il finale. Ma nun o sai, vedete? In questo caso si raddoppia la S e si raddoppia anche la S, la doppia S in questo caso perché abbiamo una congiunzione, e nunt staie, vedete? J è finale, prima aveva scritto stai con la I, ind a casa, vedete a ind è troncato sia all'inizio che alla fine della parola, che si scriverebbe dinto, dinto, infatti qua c'è un errore, vabbè, non ci fate caso, sarebbe dint alla casa, circonflesso, toia, ammischk, tu ammischk, i ammischk, tu ammischk, is ammischka, quindi vedete a tutto quanto, la T raddoppia di tutti perché abbiamo la A preposizione che anche in questo caso fa rafforzare la consonante che segue, a tutto quanto, pure a mammata, vedete scritto un'altra volta abbiamo la congiunzione, la preposizione che fa raddoppiare la consonante che segue. Mammata con la A si scriverebbe, anche se molti lo scrivono con la E, vabbè, ma può passare anche questo, però la forma corretta è con la A. Patet, vedete, non si scrive PTT, ma si scrive pateto, si pronuncia patet, va bene? Quindi si pronuncia soltanto la A iniziale come vocale, perché è la A sulla quale cade l'accento, ma va scritta la O finale.
Sorata, stesso discorso per mammata, sorata, si scrive con la A, vedete? E sorat, però sono due vocali atone. E a tutta razzatoia. Va bene, passiamo al punto 8. Contagio. Qui poi sembra quasi uno scioglilingua. I ammesc a te, tu ammisc a me, i ammesc a nat, killat ammesc a killat e c facim a cartel tut quant. Ma io l'ho letto così, ovviamente fa ridere leggerlo così. Ci sono una serie di errori. Innanzitutto quella I sarebbe il pronome io, ma non va scritto così. Poi quel killat, guardate come è stato scritto, tutto attaccato. Allora, io, ecco qua, ci ho messo una apocope, cioè un troncamento finale, perché si scriverebbe così come lo scriviamo per l'italiano, io, con la O. Tronco la O e scrivo I. I ammisc, quindi io ammisco, mischio, con la O finale, a te, raddoppio, rafforzamento consonantico della T, tu ammisc a me, raddoppio della M, io un'altra volta ammisc a nat, un altro, quindi con la O finale, kill, in questo caso ecco un troncamento della O, l'ho messo, killat, ammesc a killat, e facimmo, vedete con la O finale, facimmo, a cartella, A scritto con la feresi, a cartella tutto quanto. Poi passiamo al punto 9, rischio collasso ospedaliero, è il punto, è scritto così, trop e nuie, in hospital, nunc trasim, hospital va sut en gop, e facim a cartel tut quant. Non lo so, sembra quasi un francese del buvero, così. Ma ovviamente in rosso vedete tutta una serie di errori, una volta ancora ripetuto, non ho capito perché quando scrive l'ospedale deve mettere quel troncamento alla fine. Oddio, una volta veniva scritto così nel 700, sì, nel 700 mi pare, ma dentro all'ospedale ancora una volta abbiamo delle preposizioni articolate e andiamo a vedere come vanno scritte. Trop e nuie, oppure troppi con la i potremmo scrivere, trop di noi, cioè troppi di noi, vedete c'è una preposizione di in italiano, e nuie, ind o auspital, nunc trasimmo, noi, vedete, nunc trasim, ospital, in questo caso è articolo, guardate la differenza tra prima e dopo. Mentre prima abbiamo una O con l'accento circonflesso perché intende dentro all'ospedale, in a hospital, invece nel secondo caso abbiamo ospitale, l'ospedale, quindi è l'articolo maschile. Ospitale, quindi cade la L e al posto della L mettiamo la feresi. Una volta veniva scritta la L, per esempio nel 600 abbiamo l'esempio l'Ocunto dei Licunti, no? Il racconto di Giambattista Basile, quindi in quel caso nel 600 la L era ancora conservata, l'Ocunto dei Licunti. Poi a un certo punto cade la L e viene sostituita da quel segno. Quindi hospital va sotto in gop, vedete le finali vanno sempre scritte e c, raddoppio della c perché abbiamo una congiunzione, sembra quasi uno starnuto ma va scritto così, e c, facim a cartella, la finale va scritta tutto quanto. Passiamo all'ultimo punto, cambiare le abitudini. Allora, qui c'è scritto l'om, che può fa amen, sembra quasi una preghiera, e tut cos, non ten, paur e niente. E allora muovitelo e facite l'uomo. Allora, andiamo a vedere. Qui un'altra volta mancano le finali. Allora, l'om, la O finale ci vuole sempre, l'om, che può fa,
stesso discorso di prima che abbiamo visto, che può fare, sarebbe, questo è l'infinito monovocalico, quindi va scritto con l'accento posto a destra, che può fare a meno, e tutte cose, non ten paura, con la finale, di niente, vedete, quindi preposizione e niente, e allora, in questo caso abbiamo la congiunzione è, ma non c'è il rafforzamento, perché la parola che segue comincia per vocale, quindi le vocali non possono essere scritte doppie, chiaramente. Infatti si chiama rafforzamento consonantico, quindi raddoppia soltanto la consonante. Movitev e facite, ecco, qua c'è la consonante e quindi rafforza. E facite l'uomen. Chiaro? Ecco fatto. Questa è stata un video sperimentale di lezioni di napoletano al tempo del coronavirus. Ovviamente non abbiamo fatto lezioni di grammatica, di fonetica, di grafia, ma abbiamo semplicemente affrontato e trattato uno dei maggiori testi che gira in questi giorni sui social network, sperando di aver fatto una cosa gradita, e se avete domande da porre non esitate a scriverle sotto a questo video e ricordatevi che state a casa. Vedete il circonflesso alla casa. Un abbraccio, ciao ciao!